Attenzione prego, dall'Italia annuncia l'arrivo del volo 633 da New York. Grazie. C'era un tizio che mi seguiva. Erano già informati del mio arrivo? Comunque non potrà riferirlo. Ah. L'ho sistemato. Bene, allora sbrighiamoci. Il posto dell'appuntamento è un motel dove ti è stata prenotata una camera. 2 dei nostri ti stanno aspettando con un'auto. Ah, devo andare con loro? Tu devi prendere il posto di uno dei 2 e l'altro ti condurrà subito dal capo. Perché questo movimento? Per confondere qualcuno che si interessasse troppo a te. Eccoci arrivati. Questo è il luogo dell'appuntamento. E tu? Io torno indietro. Il mio compito finisce qui.
Facciamo presto. Possono arrivare da un momento all'altro. Sta attento che non faccia rumore quando arriverà l'altro. Non appena sarò andato via, pensa tu a sistemarlo. Vabbè, ci penso io. Buona fortuna. Ok. Avanti. La macchina è pronta e la Renault grigia vicino alla piscina. Fai presto, l'amico Giù ti accompagnerà oltre la frontiera. Io resto al tuo posto per far perdere le tracce nel caso che qualcuno ti avesse seguito. Vieni fuori. Anche questo è andato. Bel lavoro. Io me ne vado prima che possano insospettirsi. Tu lo sai quello che devi fare. Non ti preoccupare per me. Pensa a te piuttosto che ti cacci in bocca al lupo. Ricorda, se hai bisogno di aiuto, che il servizio di ascolto è sempre in allarme. Vi terrò informati sugli sviluppi della situazione via radio non appena sarà possibile. Ok, Lius. Sarà? Bene. Avete fatto buon viaggio? Partiamo subito. Vorrei portarvi dal capo entro stanotte. Quando credi che arriveranno, Tisiu e Tronchet? Non prima di stanotte. Chi ti ha segnalato questo Tronchet? Mitropoulos, il capo della nostra organizzazione di New York. Tronchet ha già lavorato per lui nel Medio Oriente e nel Nord Africa. Perché è sbarcato a Roma e non a Parigi? Avrebbe fatto prima a raggiungerci. Tu sei nuova di questo lavoro. Ricordati che nel nostro ambiente è soprattutto necessaria la massima prudenza. Noi dobbiamo combattere contro due nemici: le organizzazioni avversarie e la polizia.
Tronchet è troppo conosciuto a Parigi, specie dalla Sûreté. Beh, facciamo un po' di musica. In quanti siete? 6. Io e la Fille, che siamo i soli aiutanti del capo. Poi c'è Marie, la sua amica. Una nuova, certa da niente. È da poco con noi. Ah, dimenticavo. C'è Pierre, uno che ci fa da cuoco e da guardiano. Il posto, come l'avete trovato? È stato facile. Per una famiglia come la nostra, desiderosa di passare delle buone vacanze. L'ha trovato un'agenzia di Parigi. Se ne è occupato Pierre. Beh, mi sento stanco. Provo a riposarmi un po'. Vuoi stare ancora alzato molto? Farei attendere Marie questa sera. Non ti picciare. Ho cose più importanti per la testa. Voglio attendere l'arrivo di Tisiu e Tronchet. Stiamo per arrivare. Sono loro. Vai ad avvertire Pierre, che vada subito ad aprire. E portami qui Tronchet. Sì, capo.
Finalmente. Credevo che non arrivaste in tempo. La merce deve arrivare domani sera. Mi hanno detto che sei un tipo in gamba. Mi fa piacere, perché questa volta l'affare è importante. Ci sono grossi interessi in ballo. Più il colpo è grosso, più mi trovo a mio agio. Non te lo ha fatto sapere, Mitropoulos? Certo. Ed è per questo che ti abbiamo chiamato. A Parigi sei conosciuto come un duro. Vedremo presto di che stoffa sono questi duri ambientati in America. Non ti consiglio di ordinarti un abito di questa stoffa. Piantala di cercar guai. Non ci fare caso. Lafitte è un bravo ragazzo, ma ha la lingua troppo sciolta. Sarai stanco. Ma prima che tu vada a riposare, voglio avere uno scambio di idee con te. Sediamoci. Versaci da bere, Tisiu. Come ti dicevo, l'affare è importante. Stiamo aspettando l'arrivo della più grande quantità di eroina che sia mai stata incettata nel Medio Oriente. I nostri corrispondenti provvederanno a farla arrivare fin qui. Poi noi penseremo a imbarcarla a Marsiglia. Sarà tuo compito, Tronchet, sorvegliare il carico durante tutta la traversata e farlo arrivare intatto nelle mani di Mitropoulos. Meno male che siamo alla fine del lavoro. Già mi vedo a Parigi con in tasca un pacco di bigliettoni. E quando porteremo il carico a Marsiglia? Boh, ritengo fra un paio di giorni. Ho messo la macchina nel garage. Se non serve nient'altro me ne vado a dormire. Sta bene, Pierre, vai pure. Buonanotte. È il nostro uomo di fiducia. Comunque è bene che non sappia troppo. Ormai si è fatto tardi. Ti faccio accompagnare nella tua stanza, che si trova come le nostre nel vecchio torrione. Il viaggio è stato faticoso, ma una buona dormita mi rimetterà certamente in sesto. Hai ragione. Andiamo a dormire. Ci vediamo domani.
Lei è Tronchet, vero? Sì, si dà il caso che io sia Tronchet. E lei è la buona fata che veglia sul sonno degli ospiti. Io sono Danielle e faccio parte del gruppo. Le avranno detto di me, immagino. È sua abitudine nascondersi nei corridoi? Ma non capisco cosa intenda. Non era lei che ha bussato alla porta qualche minuto fa? Non sono quella che lei pensa. Stavo per andare a dormire quando ho pensato che probabilmente lei non avrà mangiato niente in queste ultime ore. E così mi sono preoccupato di portarle qualcosa. Buonanotte. Buonanotte. Cosa fa nella mia camera? Avevo bisogno di parlarti. Ho bussato, nessuno mi ha risposto. Allora ho pensato di aspettarti qui. Ebbene, sto aspettando. Danielle. È tutto qui quello che deve dirmi? È da quando sei arrivata che cerco di fartelo capire. Perché non mi vuoi dar retta? Tu lo sai che ha da fare concluso, incasserò un bel malloppo. Perché non ce ne andiamo insieme, noi due, a godercelo da qualche parte, in qualche posticino tranquillo? Pensa, Danielle, quanti bei posti esistono. Il Sud America, Messico, Acapulco, tu ed io. Ma com'è accaduto? Chi è stato? E tu? Cosa stai facendo in questa stanza? Dovevo chiedere un'informazione a Danielle. Ma pensiamo piuttosto a Tisiu. Chi è stato? Dobbiamo una spiegazione al nostro amico Tronchet. Qui da qualche giorno accadono cose strane. Rumori notturni, ombre misteriose, sparizioni di oggetti. E adesso anche un cadavere. Questo coltello, di chi è? Non è il mio. È mio quel coltello. Infatti è scomparso qualche giorno fa dalla mia stanza. Lì per lì non ho dato importanza alla cosa. Dal momento che nessuno di noi sembra essere stato l'assassino, propongo di fare un giro per accertare che nessuno si sia introdotto nella villa. D'accordo. Allora, mentre io e Tronchet facciamo questo giro di ispezione, le due donne ci aspettino qui. Tu, Lafitte, fatti aiutare da Pierre e portate via il cadavere.
Andiamo. Tronchet, sono molto più preoccupato di quanto non sembri. Escludo che qualcuno di noi possa avere ucciso Tisiu. E chi può essere stato allora? Non ne ho idea. Non so cosa pensare. Potrebbe essere l'emissario di qualche banda concorrente che si sia introdotto nella villa e ne sia poi uscito. Già. E Tisiu lo ha sorpreso, per cui è stato fatto fuori. Ma perché allora avrebbe messo il cadavere contro la porta della stanza di Daniel? Potrebbe aver deciso di nascondere il cadavere nella stanza per avere il tempo di allontanarsi indisturbato. Poi ha sentito le voci mia o quella di Daniel e ha dovuto cambiare il suo piano. Certo, l'ipotesi può reggere. Ma allora dobbiamo fare molta attenzione. Qualcuno dovrà stare sempre di guardia. Sì, incaricherò Pierre di sorvegliare attentamente la villa. Conta pure su di me ora. La tua presenza qui mi è doppiamente gradita, Tronchet. Proprio per questo. Ça va, Daniel? Ho bussato alla sua camera, ho visto che non c'era e ho immaginato che stesse in giardino. È importante? Le devo parlare. Crede che Tisiu sia stato ucciso da qualcuno venuto da fuori? Francamente no. Ma io non conosco l'ambiente e quindi ignoro i probabili motivi dell'uccisione di Tisiu. Quando sono rientrata nella mia stanza l'altra sera, dopo aver parlato con lei, ho trovato Jean che mi attendeva. Non so da quanto tempo. Avrebbe potuto avere tutto il tempo per uccidere Tisiu. Poi, sentendo lei rientrare, avrebbe finto di stare ad attenderla. È questo che lei pensa, Daniel? Però avrebbe dovuto avere un complice per sistemare il corpo dietro la sua porta. Forse per spaventarla. Veramente è solo una constatazione. Tuttavia, quello che è successo dopo mi fa ritenere che Jean fosse venuto nella mia stanza proprio per... Conosce Jean da molto tempo. L'uccisione di Tisiu, Daniel, è con molta probabilità solo l'epilogo di una storia cominciata chissà dove. Non dimentichi che ognuno di noi ha un passato. La cosa più saggia è non porsi troppi problemi. Le ho già detto che non sono quella che lei pensa. A te, Marie. Merde. Si vede che non ti sei allenata con Jean in questi giorni.
Ti sei alzata di cattivo umore questa mattina? Bada che sto parlando con te. Non ho tempo da perdere, lo sai. Già, il tuo tempo lo passi con quella sgualdrinella. Senti, qui il capo sono io. E non voglio che si facciano critiche sul mio conto, capito? Vammi a chiamare Tronchet, devo parlargli. Ho saputo che il carico della merce sarà qui stanotte. Io dovrò accompagnarlo fino a Marsiglia. Vi terrò informati sugli sviluppi della situazione. Sta arrivando qualcuno, interrompo. Avanti. C'è già in salotto che ti vuol parlare. Non mi sembra di buon umore. Sì, vengo subito. Tronchet. Mi hai fatto chiamare? Sì. È giunto il momento di cominciare a muoversi. A causa della misteriosa morte di Tisiu, devo affidarti un lavoro supplementare. Come ti ho già detto, questa sera arriva il carico. Bisogna tenere gli occhi aperti. Quanto è successo ieri sera non mi lascia tranquillo. Non vorrei che ci fosse qualche guastafeste nei paraggi. Penso che bisognerebbe sorvegliare bene i dintorni della villa. Questo è il punto. La villa è accessibile soltanto da due parti. Una, la strada che avete fatto per arrivare, ed è tenuta d'occhio da Pierre. Da quella parte arriverà il carico. L'altra è alle nostre spalle. A che alludi? Al ponte sospeso sulla vallata? Precisamente. Non è un accesso per auto, è transitabile soltanto a piedi. Quindi è più facile tenerlo d'occhio. Io allora che cosa devo fare? Siedi. Tu devi andare lì e sorvegliare che nessuno si avvicini alla villa. Sarà bene che tu vada subito. D'accordo, sono pronto. Fino a quando devo rimanere presso il ponte? Sarà sufficiente che tu vi rimanga fino all'imbrunire. Di notte è quasi impossibile transitare sul ponte sospeso. Lo vedrai tu stesso. Fatti dare qualcosa da mangiare giù in cucina da Pierre, che adesso è lì. La FIT ti mostrerà la strada. E non scordarti di portare la pistola. Al posto tuo non lascerei insieme Tronchet e Lafitte. Possono darti dei guai. Vuoi sempre immischiarti negli affari che non ti riguardano. Cos'hai con Lafitte e Tronchet? Una cosa ti è sfuggita, grand'uomo.
Lafitte odia Tronchet. Avrebbe voluto fare lui il suo lavoro. No, Tronchet mi sembra un tipo che sa badare bene a se stesso. È proprio questo che mi preoccupa. Chi è? Signorina, sono Pierre. Se vuole scendere, la colazione è pronta. Scendo subito. Ecco il ponte. Io torno indietro. Sarà bene che tu dia un'occhiata anche dall'altra parte. E sta bene attento se lo attraversi. È piuttosto pericoloso.
Lafitte. Si avvicina l'ora dell'arrivo della merce. Pierre è andato sul torrione a sorvegliare la strada? Certo, l'ho visto che si avviava. Bene. Quello che sta succedendo qui non mi piace per niente. Mentre stavo sul ponte sospeso, qualcuno ha cercato di aggredirmi alle spalle. Gli ho sparato, ma è stato più veloce di me ed è riuscito a dileguarsi. Da come parli si direbbe che ce l'hai con qualcuno di noi per questo fatto. Ho l'impressione che qui io sia poco gradito. Lo dirò a New York appena tornato. E Nitropoulos non è un tipo che scherza. È una minaccia? Capo, la merce è stata tutta scaricata. Tronchet mi stava dicendo che qualcuno avrebbe tentato di ucciderlo. Ha tentato di uccidermi. Stiamo attenti a quello che si dice. Basta così. A me interessa la consegna regolare della merce. Comunque, dato che qui succedono questi fatti strani, stanotte la merce sarà sorvegliata continuamente a turno da uno di noi. Comincerai tu, Lafitte. Sta bene. Mentre Lafitte comincia la guardia, tu vatti a riposare. Prima però passa in cucina a prenderti qualcosa da mangiare. Stasera, con tutto questo trambusto, non avremo tempo di pranzare tutti insieme.
Tronchet che viene a farmi visita. Veramente sto cercando la camera di Lafitte. Stia attento, Lafitte può essere pericoloso per lei. Comunque, se vuole entrare in camera mia, le posso dire qualcosa che la interesserà. Come può sapere che quello che mi dirà può interessarmi? Sto ancora aspettando una risposta. Ti interessa più Lafitte di me? E Jeanne? Jeanne in questi giorni ha da fare. E poi non è giovane come te. Allora siamo d'accordo, Daniel. Tu accompagnerai Tronchet fino a Marsiglia. Impersonerete una coppia in vacanza. Penso che a questo modo non susciterete la curiosità di nessuno. Poi noi ci incontreremo di nuovo a Parigi. Grazie. Lafitte, venite qua! Ma che succede?
Finalmente ti ho scoperto. Il tuo gioco è finito. Marie, Lafitte, Tronchet, chi ha tolto la luce? Dove siete? Sono qui, nella stanza dove è la merce. Raggiungetemi, presto. Stiamo venendo, Tronchet. Maledizione. Jean, dove sei? Jean! Siamo qui, nel salotto. Si può sapere che cosa succede? E la merce? Cos'è accaduto? Anche Lafitte. Chi può avercela tanto con noi? Non riesco a capire. Chi ha riacceso la luce? Sono stato io. Ho sentito del trambusto e mentre correvo qui ho visto andare via la luce. Allora sono andato a controllare i contatti. Erano staccati. Anche a me e Jean hanno tirato una freccia. Ci deve essere qualche maniaco qui in giro. Dov'è accaduto? Nel salotto, pochi minuti fa. Non ci ha colpiti per miracolo. Rovestiamo la villa da cima a fondo. Dobbiamo venire a capo di qualche cosa. Non possiamo esporci in gruppo ai colpi di questo pazzo. Proporrei di fare così. Io e Pierre perlustriamo il parco, mentre voi rimanete chiusi qui dentro e sorvegliate la merce. No, non voglio star qui col cadavere di Lafitte. Smettila. Non essere isterica, lo faremo portar via. Va bene, facciamo come dice Tronchet. Noi restiamo qui e voi andate. E portate via il cadavere. Pierre, tu va a destra, io giro a sinistra.
Marie! Jean! E Marie? Dov'è Marie? Marie? Dove sei, Marie? Marie, dove sei? Rispondi, Marie! Daniel, si chiuda in camera sua, l'assassino è ancora libero. Daniel! Jean, corriamo! Daniele è sola in camera! Coraggio, Daniel. È tutto finito. Se non m'avesse preso, li avrei ammazzati tutti. Non sono uno dei vostri. Io volevo solo vendicare mio fratello. Mio fratello. È morto presto, mio fratello. La droga l'ha ucciso, intossicato. E tu, Jean, con la tua banda,
Sei stato tu. Vi ho cercati per anni. Ho finto di essere un poco di buono. Ma vi voglio ammazzare tutti. È morto. Non c'è più nulla da fare. E questo cos'è? Sgualdrina. Sei una spia? Chi ti paga? Per chi lavori, sgualdrina? Adesso parliamo tra noi, Jean. È da un pezzo che aspettavo questo momento. Alza le mani, Tronchet, e non muoverti. Il tuo lavoro su Jean mi ha fatto comodo. Ora legalo e non giocarmi brutti scherzi. Sarei costretta a sparare. Svelto, Tronchet. Ti ho detto di legare Jean. Qual è il tuo gioco, Daniel? Il mio gioco? È chiaro, Tronchet. Appartengo alla polizia francese, sezione stupefacenti. Vorrei sapere invece per chi lavori veramente tu. Cosa c'è da ridere? Sono l'agente federale 0725 Don Lewis dell'FBI. Tieni d'occhio Jean, piccola. Agente federale 0725, chiama sezione narcotici. Qui sezione narcotici, restiamo in ascolto. Passo. Missione compiuta. Recuperata merce. Il capo è nelle mie mani. Attendo ordini. Sezione narcotici, ricevuto da agente federale 0725. Provvediamo subito. Passo e chiudo. Attenzione prego. All'Italia, ultima chiamata volo 632 per Londra e New York. I signori passeggeri sono gentilmente pregati di avviarsi all'aereo. Grazie. Attention please, All'Italia last call flight number 632 to London and New York. Will all passengers proceed to the aircraft? Thank you.